Amici del canale YouTube di Volley Veneto Benacus, ben ritrovati per questa partita, la seconda giornata della gara di ritorno tra Volley Veneto Benacus e Astra Volley. Ricordiamo, dopo 12 partite di campionato, Volley Veneto è a punteggio pieno a 36 punti. La squadra di Adriano Fin al momento è ancora a punteggio pieno. Questa sera affronteranno il Palasport di Bardolino, i ragazzi dell'Astra Volley, squadra molto giovane ma molto combattiva, che ha all'attivo addirittura 5 partite, il record fino di questo campionato di vittorie o sconfitte al tie break. Questo a dimostrare la competenza e la voglia di giocare che hanno questi ragazzi, che non mollano assolutamente fino alla fine. Quindi sarà una partita veramente interessante. Ovviamente non abbiamo ancora gli starting six delle due formazioni, li avremo a breve. Partiamo però per dirvi subito i roster delle due formazioni, partendo proprio dalla squadra ospite di Astra Volley, con il numero 6 Cristiano Caon, con il numero 9 Davide Porporati, con il numero 10 Scatolino Andrea, con il numero 11 Tonin Luca, con il 12 Paolo Nicolas, con il numero 13 Pietro Gazzola, 14 Stizzoli Matteo, 15 Cristian Marco, numero 19 Filippo Olivi, numero 24 Giuseppe Ravagnan, numero 30 Davide Scattolini, numero 63 Rebecca Matteo, numero 89 Zambello Giacomo. Risponde naturalmente alla formazione di Volley Veneto con il numero 1 Albertini, con il numero 2 Motteran, con il numero 4 Garrò, con il numero 5 Bellinazzi, con il numero 6 Squara, con il numero 7 De Giorgio, con il numero 8 Soprani, con il numero 9 Giagostini, con il numero 10 con il numero 11 Michele Viola, con il numero 12 Mazzola, con il numero 13 Albrigo, con il numero 14 Tarocco e a chiudere il numero 16 Gatti. Allora adesso tra un po' vedremo gli starting six delle due formazioni, mentre le due squadre si salutano vicino alla rete. Saluto diritto, urlo diritto per entrambe le formazioni per questa 13ª giornata di campionato del girone B della Serie C della Regione Veneto. Sto guardando intanto le due formazioni. Naturalmente io penso che per Volley Veneto Benacus non ci siano tante novità, ovvero con Albrigo e Di Agostini al centro, con Garrò al palleggio in opposizione a De Giorgio, Bocche di Fuoco, Mazzola e Tarocco. Non mi sembra che ci siano stravolgimenti in panchina, quindi penso proprio che sia la formazione che scenderà in campo. Michele Viola naturalmente libero dei ragazzi di Adriano Fin. Sto guardando invece chi scenderà in campo per la formazione di Astra Volley. Stiamo attendendo con voi l'ingresso in campo del sestetto di partenza. È tutto pronto, adesso vediamo che l'arbitro fischia alle due formazioni di entrare in campo, così avremo il sestetto della formazione dell'Astra Volley. Allora con il numero 9 Scattolina Andrea, con il numero 24 Ravagnan Giuseppe, con il numero 14 Stizzoli Matteo, con il numero 6 Corporati Davide, con il numero 30 Scattolini Davide, con il numero 15 Cristiano Marco, con il numero 12 il libero Bovo Nicolas. Tutto pronto, infatti per la formazione di Volley Veneto Benacus, come avevamo predetto, non ci sono stravolgimenti del sestetto titolare, quindi Mazzola e Tarocco in posto 4 con Michele Viola libero, con Capitan De Agostini e Tommaso Albrigo in centrale, Garrò al... Un minuto di silenzio per le vittime del sisma in Turchia.
Con questo minuto di silenzio la FIFA, la Federazione Italiana Pallavolo, in ossequio a questo tremendo terremoto che ha devastato le zone della Turchia e della Siria. Con questo piccolo gesto la FIFA aveva voluto essere vicina alle popolazioni che purtroppo hanno subito gravi lutti e gravi danni. Adesso le due squadre sono pronte per giocare. A servizio il giocatore numero 9 Porprati. De Giorgio attacca, ma la squadra riesce a difendere questa bolla. L'autore del punto, il giocatore numero 6, se non erro, Cristiano Caon, che ha messo giù un bellissimo pallone in diagonale da posto 2 verso il posto 1 avversario. La palla è caduta nel campo. 1-0 per Astra Volley. E ancora il numero 9 Porporati Bande al servizio. Viola, Garro, ancora De Giorgio, e questa volta De Giorgio buca le mani del muro, 1 pari. Un bel lungolinea che permette alla formazione di Volley Veneto di portarsi in perfetto equilibrio e parità. Al servizio Tommaso Albrigo, il centrale di Volley Veneto Benecus. Quindi in questa rotazione Michele Viola si accomoda in panchina. Errore del giocatore numero 24 Ravagnani, che aveva cercato con un pallonetto di scavalcare il muro, però la palla non è caduta e 2-1 per Volley Veneto. Ancora Tommaso Albrigo al servizio. Questa volta la palla di Albrigo esce di 1 metro fuori dal campo. Rientra in campo Michele Viola proprio al posto di Albrigo. Al servizio va il giocatore numero 24 Ravagnan Giuseppe, l'autore prima del pallone che aveva cercato di scavalcare il muro ed era caduto fuori. Ed è un ace, bellissimo pallone, zona conflitto 5-6. Michele Viola e non so se era Mazzola o Tarocco non intervengono. 2-3. Ancora Ravagnani al servizio. Questa volta il pallone cade fuori, 3 pari. Michele Viola si abbassa, lascia cadere fuori il pallone. De Giorgio al servizio, l'opposto di Volley Veneto Benacus, che prima ha fatto un bellissimo attacco in lungo. Questa volta la sua palla di servizio cade sulla rete. 4-3. Si parte con equilibrio tra le due formazioni, con un pochino di errori al servizio da una parte e dall'altra. È il turno di servizio del centrale, giocatore numero 15, Cristian Barca. Michele Viola, Filippo Garro, primo tempo di Cristian De Agostini che mette giù il pallone in 1 metro. Grande attacco di Cristian De Agostini, ben servito da Filippo Garro, che concede la parità ai ragazzi di Volley Veneto Benacus e permette a Sasha Tarocco di andare fuori dai 9 metri per il suo servizio. Noi sappiamo benissimo che Sasha Tarocco fa del suo fondamentale di servizio una delle sue armi micidiali, e lo fa dimostrare ancora adesso, mettendo in difficoltà la ricezione avversaria, e per un grandissimo muro di Cristian De Agostini che porta la squadra di Volley Veneto Benacus in vantaggio di 1 punto, 5-4. L'attacco da posto 4 è stato neutralizzato da De Agostini. Ancora Tarocco, ancora palla molto potente, possibilità di attacco. Attacco del giocatore numero 30, Piccolini Davide, che appoggia un pallone dall'altra parte. Non intervengono i difensori di Volley Veneto Benacus, ed è ancora perfetto equilibrio a parità, 5 pari. Il servizio del giocatore numero 6 da un Cristiano. Comunque bello spettacolo. Pallone fuori, l'attacco del giocatore numero 30
Antonini Davide, da posto 4 aveva cercato un lungolinea del suo pallone, però è andato a spendersi fuori dalla laterale dei 9 metri alla sua sinistra. Cristian De Agostini al servizio. 6-5 per la squadra di Adriano Fin in questo primo set. La palla ancora giocata da una parte e dall'altra. Il muro delle mani di Filippo Garrò fuori dal campo, 6 pari. Comunque belle azioni al momento da una parte e dall'altra, si sta giocando a viso aperto da entrambe le parti, ne sta uscendo al momento una partita gradevolissima, veramente molto carina, dove tutte e due le squadre cercano di attaccare e difendere nel miglior modo possibile. Il servizio il numero 30 Scatolini, palla fuori, 7-6. Al servizio Filippo Garrò, il palleggiatore regista ex gabbiano di Volley Veneto, che si appresta a rimettere in gioco il pallone. Buona la ricezione di Astra che attacca con l'opposto, ma la palla è ancora nel campo di Volley Veneto. 8-6. L'attacco del giocatore numero 6 l'opposto Carona non era andato a buon ribattimento di gioco, la palla non è passata e quindi Volley Veneto si trova avanti di 2, 8-6, ancora con Filippo Garrò al servizio. La palla è fuori, 9-6, ancora un errore dell'opposto Don Cristiano. La palla ha schivato la schiena di Michele Viola ed è andata a depositarsi fuori dal campo. Ancora Filippo Garrò. La palla nel campo di punto del giocatore numero 6 Corporati. È riuscito, non ho capito se ne sono 14, comunque penso del numero 14 Stizzoli, e Perforati era in seconda linea. Vabbè che non è stato un attacco schiacciato, purtroppo la sua palla di Stizzoli va sulla rete, 17, e Mazzola, Tommaso va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ace di Mazzola, errore alla ricezione di Ravagnan che ci era arrivato con il piede invece di andare col bagno, e costringe il mister della formazione di Astro Volley di chiamare il primo time out discrezionale sull'11-7. Al momento comunque la partita è molto bella e stanno veramente giocando a viso aperto e ne è uscita una partita molto molto gradevole. Rientrano in campo le due formazioni dopo il time out chiesto da Astra Volley. Ancora Mazzola al servizio. Abbondantemente fuori dal campo per Mazzola. 11-8 più 3 per la formazione di Volley Veneto in questo inizio di primo set, inizio di incontro. I ragazzi di Adriano Fin stanno mantenendo un margine relativamente di sicurezza. Al servizio del giocatore numero 9 Corporati. De Giorgio porta 11-12 per Volley Veneto Veneto, un bel attacco in diagonale.
Tommaso El Brio al servizio. L'opposto di Astra Volley, che in questa azione si era spostato in posto 4 nella sua rotazione 12-9. Astra Volley ancora viva e sta dimostrando. Servizio numero 24 Ravagnani. E De Giorgio la mette giù. 13-9, secondo attacco di De Giorgio consecutivo vincente, 13-9. Sostituzione, esce il giocatore numero 24 Ravagnani ed entra il giocatore numero 13 Gazzola, quando siamo sul 13-9. De Giorgio al servizio. La palla nel campo di volley Veneto. Ancora giocata da entrambe le squadre. (14-9). Mani fuori da parte di Sasha Tarocco. Veramente molto bella questa partita. I ragazzi qua di Astra Volley stanno facendoci divertire insieme Volley Veneto. Allora questa volta di Caon che non si aveva visto in ritardo il pallone alzato del giocatore numero 9 Porporati. Ancora De Giorgio al servizio. (15-10). Per me la palla era dentro, però eravamo al limite, non vorrei dire una stupidaggine, quindi se l'arbitro ha giudicato fuori va bene così. 15-10. Era al limite comunque il pallone. Molto più l'attacco da posto 4, 16-10. È proprio l'autore del punto Tarocco che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Fortunato Tarocco. Una palla potentissima, che comunque ci sta nella logica del gioco, perché aveva cercato di andare più vicino possibile al nastro. 17-10. Secondo time out discrezionale questo dalla panchina di Astra Volley. Primo set, 17-10, 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni, ancora Sasha Tarocco al servizio. Questa volta la palla di Tarocco va sulla rete, 17-11. Al servizio andrà il numero 6, l'opposto di Astra Volley, il giocatore Cristiano Tom. Garrò, De Giorgio, 18-11.
Aveva intercettato il pallone il giocatore numero 14 Stizzoli Matteo, poi il pallone gli è scivolato sui piedi. 18-11, Cristian De Agostini al servizio. a 11, errore al servizio scusate, errori d'attacco del giocatore numero 14 Stizzoli, che ha buttato fuori il pallone in diagonale, concedendo a De Agostini ancora la possibilità di andare al servizio. Dopo una rocambolesca recupero di pallone da parte di Volley Veneto, con il Brigo che con un braccio ha buttato di qua la palla, ma dopo successivo mette giù il pallone del 19-12, ancora sostituzione, esce il giocatore numero 13 oltre il numero 24 Ravagnan Giuseppe, quello che era entrato all'inizio del titolare della formazione di Astravolo, al servizio della squadra. Pallone abbondantemente fuori da parte di Davide Scapolini, che va portato tanto il pallone 20-12, pivote di Volley Veneto, esce Filippo Carrò, entra Marco Bellinazzi, palleggio per palleggio dalla parte di Volley Veneto. Vediamo Bellinazzi che si appresta fuori dai 9 metri con il suo servizio. Flot, buona la ricezione possibile del campo di Volley Veneto, e Giorgio non riesce a recuperare il pallone, 20-13 più 7. Vediamo, ci sono dei campi anche dai cambi dalla parte di Astravolo, il giocatore numero 14 Stizzoli Matteo, ed entra il giocatore numero 11 Luca Tonini. A 20, rimane in campo Bellinazzi dopo il servizio. Mazzola ripaga il pallone datogli da Bellinazzi, entra Edoardo Soprani nel posto di proprio Tommaso Mazzola. Cambia anche lo schiacciatore. 21-13 in questo primo set tra Volley Veneto Benacus e Astra Volley, valida come la seconda giornata di campionato in Serie C girone B. Buona la ricezione, possibilità di attacco 4-1-2 nel campo ancora di Astra Volley. Pallonette, Bellinazzi interviene. Edoardo Soprani la butta sulla rete, 21-14. Il servizio al giocatore numero 9, il palleggiatore di regista di Astravolo, Davide Porporati. 7 punti ancora di differenza tra le due squadre. Flot di Porporati. Grande attacco di Sasha Tarocco. Buona la ricezione di Edoardo Soprani, 22-14. Al servizio vediamo chi entra Gatti anche al posto di numero 13 Tommaso Il Brigo. Rivoluzionata per metà la formazione di Volley Veneto in questo finale di set. Il numero 2 di De Agostini e Giorgio va fuori, 22-15, che mantengono ancora 7 punti di distanza tra le due formazioni. Servizio la formazione di Astra Volley con il giocatore numero, vediamo, riesco a vedere più, 24
Ramagnan. Chiamata doppia Bellinassi, 22-16. Ancora il 24 Ramagnan al servizio, 22-16. Michele Viola, Bellinassi, De Giorgio mette giù un altro pallone, 23-16. È proprio De Giorgio che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ace di De Giorgio, 24-16. Aveva tirato il pallone su Ramagnan Giuseppe, che nel Baga non è riuscito a tenerlo. La palla gli è caduta sotto le braccia, 24-16. 25-16, finisce qua il primo set. L'attacco del giocatore numero 30 Scatolini Davide non ha effetto. Finisce il primo set, 3 minuti di pausa.
Rientrano in campo le abbiamo il primo set chiuso per Volley Veneto Benacus a favore dei ragazzi di casa per un punteggio di 25-16. Rientra il sestetto titolare per Volley Veneto Benacus. Sto guardando se ci sono cambi nella formazione di Astra Volley. Mi sembra che ci sia una novità, il giocatore numero 15 Tolin Luca, che nel primo set non faceva parte del sestetto titolare. Al posto Paolo Cristiano c'è il numero 30 Scattolini Davide, lo schiacciatore il palleggiatore Corporati è in campo. Il giocatore del posto 4 che aveva cercato l'attacco da parte di Astra Volley. 1-0 per la squadra di casa. Tommaso Mazzola fuori dai 9 metri per il suo servizio. Battuta al saggio per Mazzola, forzata con la ricezione. Disattenta la difesa di Volley Veneto su questo pallonetto e la formazione di Astra Volley si salva con una difesa miracolosa nel successivo attacco in pallonetto. I ragazzi di Astra portano a casa il primo punto del secondo set, 1 pari al servizio del palleggiatore. La palla nel campo di Astra. Corporati Davide aveva fatto il servizio, ha chiamato un fallo l'arbitro, non ho capito cosa ha chiamato, 2-1. Tommaso Albrigo. La palla nel campo di Volley Veneto con la possibilità di attacco di Sasha Tarot, che sbaglia in lungolinea da posto 4, buttando fuori il pallone e concedendo il 2 pari alla squadra ospite di Astra Volley. A servizio il giocatore numero 24. Magnani Giuseppe, grande dei capitani di Agostini, 3-2. Comunque, nonostante il punteggio del primo set, è stata una partita molto piacevole. I ragazzi di Astra Volley non hanno mollato di un centimetro. 18. 3 pari. Servizio Astra Volley con il giocatore numero 11 dell'entrato Luca Tonini. Mazzola. Errore in ricezione di Mazzola, 4-3 per la squadra oggi. Si è partita probabilmente più concentrata e convinta rispetto al Volley Veneto, che pensava di avere già il set in mano. 4-3 per la squadra oggi. Ancora il numero 11 Luca Tonini al servizio. Palliamo un altro 4 pari. Sasha Tarocco al servizio. Palla fuori, 5-4. Molto potente però con la palla è uscita di un non 5-4. Questo è il secondo set, 25-16 il primo, 4-5 il secondo.
servizio Cristiano con l'opposto di Astra Volley. De Giorgio, 5 pari. Davide De Giorgio con un bel pipe da 1-2 porta in equilibrio il set, concedendo a Cristian De Postini, il capitano della formazione di volley Veneto, di uscire dai 9 metri per il suo servizio. Bene difesa lì, 1-2. Palla dentro, 6-5. Palla dentro. Un bel diagonale da posto 4 concede alla squadra di Astra Volley di essere avanti di un punto in questo secondo set. Mazzola, la palla di Mazzola va direttamente dall'altra parte del campo e approfitta subito il giocatore centrale di Astra Volley che porta a +2 in questo il secondo set il punteggio per la sua squadra, 7-5. Cercano l'allungo i ragazzi di Astra in questo secondo set, causa anche una leggera distrazione dei Volley Veneto Benacus. Questa volta il pallone non cade, va direttamente fuori dal campo. 7-6. Filippo Garrò al servizio. Buona la ricezione, possibilità di attacco, muro 2. Il muro di Tommaso Albrigo tocca il pallone, ma il pallone cade fuori dal campo, 6-8. E Astra Volley cerca ancora l'allungo, portando fuori il numero 15, il centrale Marco Cristian al servizio. Non riesce a recuperare più 3 per Astra Volley, che adesso sta veramente prendendo l'arco. Vediamo se Adriano Fin chiamerà il time out. Al momento no. Errori di distrazione per i ragazzi di Volley Veneto Benacus. Ancora il centrale al servizio. Tommaso Albrigo mette il punto del 7-9 e con un mani fuori, centrale verso centrale. Un bel primo tempo. Tommaso Mazzola al servizio. Palla fuori, 7-10, ancora più 3 per Astra Volley, che va fuori dai 9 metri. Vediamo con chi. Il numero 9, il palleggiatore Davide Porporati. Chiama time out subito Adriano Pino, quando dopo questo errore di Sacco Tarocco da posto 4 chiama subito all'ordine i propri ragazzi. Rientra nel campo le due formazioni di questa comunque bellissima partita.
palla fuori, 8-11. Tommaso Albrigo fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ace 9-11, ritorna sotto la formazione di Volley Veneto grazie a questo ace in float di Tommaso Albrigo. 9-11. Buona la ricezione, possibilità di attacco da posto 4. La teniamo. Tarocco la gira per Mazzola, buona la difesa di Astra Volley che attacca. Questa volta il muro c'è, la palla è ancora giocabile. Mazzola, Garro, De Giorgio, grande difesa di Astra Volley, che possibilità di attacco. Viene chiamato il 9-12 per l'invasione di De Giorgio. A mio parere non c'era, non accenderci il check in Serie C. Il video check, ci teniamo la decisione arbitrale. 9-12. Cristian De Agostini 10-12. Per il momento i nostri centrali si stanno tenendo sotto gli punti. Albrigo con un attacco e un ace di Agostini adesso. 10-12. De Giorgio. 10-13. Paste. E Deggio ha sbagliato un pochino, ha fatto prima dei bellissimi servizi, può capitare, può assolutamente capitare. 10-13, ancora più 3 per Astra Volley, al servizio del giocatore numero 11 Luca Tonino. Si rifà subito De Giorgio, 11-13. Si rifà subito l'opposto di Volley Veneto bene. Sasha Tarocco al servizio. Grande attacco da posto 2, 11-14. Adesso l'altra Volley è viva e ci sta mettendo veramente tutto l'impegno possibile per portare a casa il set. Gli è uscito comunque un bellissimo spettacolo da entrambe le parti. Speriamo che Volley Veneto riesca a recuperare il meno 3. E in questo momento vede avanti i ragazzi di Astra Volley. Palla sulla rete del giocatore numero 6 con l'opposto la butta rete e concede a Volley Veneto il meno 2 con Cristian De Agostini alla ricerca del break in questa fase centrale del secondo set. Rimane nel campo di Volley Veneto. 12-15. Il muro a 2. Al servizio del giocatore numero 30 Scattolini Davide. Mazzola, Garro, Mazzola. 13-15. Buona la sua ricezione, si è fatto alzare il pallone in posto 4 e ha messo giù una grandissima palla che ha permesso alla formazione di Volley Veneto di andare sul meno 2 e concede il regista Garro Filippo di uscire dal campo per il suo servizio. Secondo tocco.
la difesa di Volley Veneto rimane ferma e permette a Porporati di portarsi sul più 3, 13-16. Molto distratta in questo frangente la difesa di Volley Veneto, che non è riuscita a leggere l'intenzione di Porporati. La palla ancora nel campo. Grande pipe di Sacha Tarocco, 14-16. Fuori l'orgoglio, dai ragazzi, dai! Mazzola, è il momento di recuperare, è il momento di premere sull'acceleratore. Mazzola, servizio, la ricezione di Astra, attacco, questa volta il pallone non passa, 15-16, meno 1. Dai, occhio. Ancora Mazzola servizio, ma viene chiamato time out da Astra Volley, che vede Volley Veneto avvicinarsi al meno 1. Rientrano in campo le due formazioni. Mazzola al servizio, 15-16. Michele Viola, Filippo Carrò, De Giorgio che ha provato il pallonetto, non è passato, 17-15. A mio parere doveva tirare mano per mano, forte per forte e cercare il mani fuori, ma il Deggio ha pensato diversamente, ma il Deggio è fortissimo e quindi si rifarà per il prossimo pallone, 15-17. Al brigo, la mette giù, 16-17. Rientra Cristian De Agostini, esce Michele Viola, quindi vuol dire che Tommaso il Brigo andrà fuori dai 9 metri per il suo servizio di questa intensissima partita, 16-17. Grande errore. Free ball nel campo di Astra Volley, non si sono capiti bene i ragazzi di Volley Veneto. De Giorgio la alza per Tarocco che la mette giù per i 17 pari. Grande attacco, ma grandi difese, qualche piccola sbavatura e distrazione, ma Volley Veneto esce alla grande da questa situazione e riusciamo a portare in parità il secondo set. Rotazione. Diciassette pari. Al brigo. Punto per Volley Veneto, viene chiamata l'invasione, no, viene chiamata trattenuta. 18-17. Comunque l'arbitro tiene sempre la stessa metrica, sia per una squadra che per l'altra, che è molto positivo perché vuol dire che il suo metro di giudizio non cambia da una parte e dall'altra. Ancora il brigo,
questa volta il pallone è dentro, è Ace, 19-17, Albrigo inganna la difesa avversaria, convinta che il pallone cadesse fuori, invece il pallone è nei 9 metri, 19-17 più 2. A 18 viene chiamato il pallone dentro. Io sinceramente non ho visto comunque coach Adriano Pin fare il segno all'arbitro che ha visto giusto, 19-18. A servizio del giocatore numero 24 Ravagnani. Partita bellissima, purtroppo la palla di Ravagnani, purtroppo per lui, cade nella rete, entra Marco Bellinazzi al posto di De Giorgio per il servizio. Marco Bellinazzi, vediamo se 20-18. Si può ricominciare a giocare, c'era il segno punti che doveva segnare il cambio. Non si sono capiti Bellinazzi e De Giorgio. 20-19. No, scusate, Bellinazzi e Garrò. D'altronde, essendo due palleggiatori in campo, ognuno cercava di toccare il secondo pallone. Un'incompressione che può capitare. 20-19, al servizio del giocatore numero 11 Luca Tonini. Equilibrato questo secondo set. 20-19. Partita comunque molto bella. 20 pari. Time out chiesto dalla panchina di Adriano Pin. Trenta secondi di pausa. Posso capire che lei che bisogna richiamarla come quando gli altri così. 20 pari, tutto da rifare. Tutto da rifare, 20 pari. Al servizio ancora Luca Tonini. Nel campo di Astra Volley. Hanno perso un pochino la tranquillità dei giocatori di Volley Veneto, ma veramente applausi per Astra Volley che ha fatto dell'agonismo, dell'attacco la sua carta vincente in questo secondo set, 21-20. La palla ancora nel campo di Astra. De Giorgio
Garro, Mazzola, 21 pari, e il pipe di Mazzola, Tommaso. Emozioni, tantissime emozioni. Ventuno pari. Tarocco al servizio. Sasha. La palla. Viene chiamato il 22-21, non ho capito perché. Peraltro. Momento di pausa. Si ritorna a giocare sul 22-21 dopo varie polemiche da una parte e dall'altra. Noi non entriamo in una polemica, a nostro parere forse sarebbe stato più opportuno un salomonico palla contesa, si rifà, però l'arbitro ha deciso così. Sasha Tarocco al servizio, palla a rete, 22 pari, equilibrio. Dai ragazzi, dai volley Veneto! Non molliamo proprio adesso! Al servizio, giocatore numero 6, l'opposto.
di Astra Volley, Kaom. Questa volta Mazzola la mette giù la palla del 23-22. Cristian De Agostini fuori dai 9 metri per il suo servizio. Mette giù il diagonale del +2. Time out chiesto dalla panchina di Astra Volley sul +2 per Volley Veneto Ventus. 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due squadre. 24-22, partita intensa, secondo set incredibile con un giallo, non nel senso di cartellina, e viene chiamata invasione, 25-22, finisce qua il secondo set, cambio campo. Nel secondo set dicevamo un giallo perché l'arbitro aveva prima dato un punto ad Astra Volley, dopodiché l'ho tolto dandole la Volley Veneto. Su una ricezione di Astra Volley il giocatore era corso nel campo di Volley Veneto per recuperare il pallone, però si era trovato davanti Mazzola e quindi subito Mazzola era stato considerato come da intralcio all'azione avversaria, dopodiché si è capito che invece non c'entrava assolutamente nulla. 3 minuti di pausa, 2-7-0, 25, equilibratissimo, giocato veramente sul filo del rasoio, con Volley Veneto che ha faticato a portare a casa il set, ma d'altronde la prima in classifica non può permettersi di lasciare punti agli avversari, e così è stato.
Ritorniamo in campo, amici telespettatori del canale YouTube di Volley Veneto Venecus. Ricordiamo che si sta giocando la seconda giornata di campionato del girone di ritorno della Serie C maschile, girone B del girone del Veneto. Tommaso Albrigo al servizio, uno pari, errore tra il palleggiatore e il libero della formazione di Astra Volley, i giocatori numero 9, numero 15 e numero 12 Corporati e Bobo. 2-1 per la squadra di casa, ancora Tommaso Albrigo al servizio. Due pari, l'attacco da posto 4 per Astra Volley che rimette in equilibrio la partita. Astra Volley al servizio, Mazzola, Garro, difesa di Astra Volley, 3-2. De Giorgio al servizio. Palla sulla rete, 3 pari. Al servizio il giocatore numero 11, Luca Tonini, che molto bene ha fatto nel corso del secondo set. Il suo ingresso ha cambiato le direttive della squadra. Primo tempo di Cristian De Agostini, 4-3. Sasha Tarocco al servizio. Tarocco al servizio. Fribone, capo di Astra Volley. Ancora a campo di Astra Volley. 4-5-3. L'attacco del giocatore numero 30 da posto 4. Schettolini Davide non incrocia nessuna mano. Il pallone 5-3. Ottime difese comunque da una parte e dall'altra. Michele Viola, Garro, De Giorgio costretto a buttare la palla di là in una free-ball. Attacco da posto 4, sbossato il muro, Mazzola, Garro che in un secondo tocco inganna la difesa di Astra Volley con il centrale, il giocatore numero 15 che non si avvede del tocco di Filippo Garro, che entra così in tabellino con il suo primo punto del match e porta la punteggio su 6-3. Sette a 3. Ancora Tarocco al servizio. Ora protesta di Astra Volley, non ho capito perché. Time out chiesto dalla panchina di Astra Volley.
Rientrano in campo le due formazioni, siamo sul 7-3. Ancora Tarocco al servizio. Murato l'opposto di Astravolley Cristiano Caon. Ancora Sasha Tarocco al servizio. La palla nel campo di Volley Veneto. Bell'attacco da posto 2, 9-3. Ancora Tarocco al servizio. La palla a rete, 9-4. Al servizio il giocatore numero 6, Caon Christian, posto di Astravolley, che comunque ha fatto vedere di avere un servizio molto potente. Questa volta la sua mano butta la palla sulla rete, 10-4, più 6. Entra Tommaso Albrigo, desce Cristian De Agostini per il servizio. Michele Viola per questo pallone si accomoda in panchina vicino al presidente Simone Bellinazzi, con Adriano Fin in piedi a guardare e catechizzare la propria squadra. Punto del giocatore numero 30, Scapolini Davide. Da posto 4 mette giù il pallone del 10-5, ci porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. La palla nel campo di Astra. Primone, campo di Astra Volley. Non si avvede del tocco a muro di Giorgio, la palla cade nel campo di Volley Veneto, 10-6, ma tutto nasce da questo bellissimo servizio molto potente del numero 30 Davide Scapolini, che ha tirato una bordata molto difficile per Volley Veneto. La palla era caduta nel campo di Astro Volley, di cui è nato tutta la serie di attacchi. Questa volta non piega bene la mano il giocatore numero 30 di Astra Volley, la palla cade abbondantemente fuori dal campo. Filippo Carrò al servizio, 10-6, terzo set. Esce De Giorgio ed entra a squadra Leonardo. Cambia all'opposto la Adriano Fini. Al servizio. Errore in ricezione per Astra Volley. Ancora Filippo Garrò al servizio. Grande pipe di Sasha Tarocco, grande pipe, sostituzione, esce il giocatore opposto, il giocatore numero 6 Caone, dentro il numero 63 Rebega Matteo, esce entra il numero 89 Zambello Giacomo al posto del palleggiatore, il numero 9 Corporati Davide.
cambia la diagonale di attacco la formazione di Astra Volley. 13-6. Ancora Filippo Garrò al servizio. Attacco centrale del giocatore numero 15 Cristian Mani. 13-7. È proprio l'autore del punto e si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Purtroppo la sua palla cade nella rete. 14-7. Mazzola al servizio. Viene chiamata trattenuta la palla a una mano del numero 63 Rebega. 15-7, ancora Mazzola al servizio. Alla rete, 15-8. Zambello al servizio. Mazzola, difficoltà, Garrò. Squadra Leonardo, la butta dall'altra parte. Garrò. Motteran. La palla del campo. Free ball. Proteste dalla squadra di Astra Volley, non ho capito per quale motivo. Entra Gatti al posto di Tommaso El Brigo. Cambiato anche il libero, facendo uscire Viola e mettendo dentro Motteran. (16-8). Sostituzione, rientrano i giocatori numero 9 e numero 6 Caon e Porporati al posto di Zambello e Rebega. No, scusate, cambia solo, rientra all'opposto, opposto per opposto, ma è stato un po' di confusione. È stato un po' di confusione. È stato un po' di confusione, non ho capito cos'è successo. 16-8. La palla nel campo di Volley Veneto. Attacco di Sasha Perocco, 17-8. Ecco, adesso è entrato il palleggiatore titolare Porporati al posto dell'opposto Zambello. C'era stata un po' di confusione nel campo di Astra Volley. (17-9).
errore di 17-10. Siamo un po' in una fase di conclusione di questo terzo set. 17-10, ancora servizio al giocatore numero 24, Ravagnan. Palla fuori, 17-11. Ancora un errore da parte di Volley Veneto Menacus. Concede alla formazione ospite di andare sul meno 6. Sasha Tarocco mette a posto le cose dopo una difficoltà. Entra il giocatore numero 13 al posto del 24, Gazzola al posto di Ravagnan. Spara Leonardo al servizio, 18-11. Molto spigolosa in questo momento la partita. Al servizio Luca Tonini. Sasha Tarocco da posto 4 mette giù la palla del 20-12. Vediamo chi andrà al servizio, proprio Sasha Tarocco. No, scusate, 19-12, aveva sbagliato il tabellone. Buona la ricezione da parte di Astra. Mani fuori, 20-13. No, 21-12, non ha passato il nastro. Il pallone in attacco. Non capisco. 20-12. Ancora Sasha Tarocco. Frigo nel campo di Astra Volley. La palla nel campo di Volley Veneto. Spara Leonardo, Mura, 20-13. Caon a servizio. Opposto di Astra Volley. Ancora Caon al servizio. Palla sulla rete, 21-14. Esce Gatti ed entra il numero 13, Tommaso Albrigo. Cristian De Agostini al servizio, 21-14. Punto, Volley Veneto, ace! Esce Sasha Tarocco ed entra Albertini. Fa il suo ingresso in campo anche il giocatore con la maglia numero 1 di Volley Veneto.
Cristian De Costiglia al servizio. (22-15). Sostituzione ancora. Esce il giocatore numero 13 Gazzole, dentro il numero 24 Ravagnan. Al servizio del giocatore numero 30 Scattolini Davide. 2-0 il conto dei set. 22-15. Albertini, buona la restrizione. Poi muro del giocatore numero 15 Cristian Marco su Tommaso Albrigo. 22-16. Comunque buona la ricezione di Albertini. Sul successivo attacco Albrigo non riesce a concretizzare. Questa volta il nastro. 22 o 23-16. Filippo Garrò al servizio. (24-16). Attacco potente da posto 4 della formazione di Astra Volley. 24-17. 7 punti per possibilità, 7 possibilità per Volley Veneto di chiudere la partita. La palla ancora nel campo di Astra Volley che ha la possibilità di attaccare. Palla fuori e finisce qua. 25-17. (25-17). Finisce qua l'incontro. Una partita che nonostante tutto è stata molto bella, perché Astra Volley ha fatto vedere veramente delle bellissime cose. Una squadra molto giovane, ma molto preparata e molto brava. Bellissimo incontro, finisce qua con i parziali di 25-22, 25-17. Buona serata e ci risentiamo per le prossime partite di Volley Veneto Venecus, che porta a 13 vittorie consecutive nella sua corsa alla Serie B di questo campionato. Buona serata a tutti, ci risentiamo per la prossima partita.